Interessante incontro alla parrocchia del Quadrivio Spinasanta per parlare ai giovani di droghe e dei pericolosi rischi anche mortali. Tra Agrigento e Palma di Montechiaro le due giornate FAI con gli studenti. Seminario dell'Ordine Provinciale di Agrigento sul nuovo codice degli appalti. A Roma l'audizione della commissione ministeriale sulla candidatura della Città dei Templi. Presentata l'offerta per il nuovo anno accademico. Calcio, Licata e Acragas Futsal. Buongiorno da TVA Notizie. Per una efficace lotta alle droghe, ad Agrigento Carabinieri e Chiesa incontrano i giovani al Quadrivio Spinasanta. Il messaggio di Don Mario Sorce e del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Don Mario, un incontro oggi sui giovani e la droga qui alla nuova chiesa del Quadrivio. Un incontro che mi auguro possa essere non solo per i giovani e per i ragazzi, ma anche per le famiglie ed è per tutta la città, perché prevenire, diceva qualcuno, è meglio che curare. La disponibilità del comando provinciale nella persona principalmente del colonnello, ma anche del tenente che verranno qui a dirci qualcosa su questo grave problema, ci aiuteranno a contestualizzare purtroppo una grave piaga che è presente anche nella nostra città e nel nostro quartiere. Molte volte quando si parla di questi problemi, droghe leggere e pesanti, ora quelle anche sintetiche, l'alcol, qualcuno pensa che appartenga questo problema agli altri. Mi duole dover dire che è un problema presente anche nel nostro quartiere, presente nella nostra città, presente anche nella nostra provincia. Le ultime inchieste che ci sono state, anche gli arresti che ci sono stati a Fiumi per tutta la provincia, dimostrano che purtroppo è un fenomeno molto pesante. Allora parlare per spingere i ragazzi a capire quali possono essere i problemi che vengono fuori da queste dipendenze, parlare perché eventualmente si deve denunciare chi delinque con queste droghe e spingere le famiglie a capire che fare silenzio è soltanto rimandare il problema e farlo diventare ancora più pesante. Come Chiesa, come parrocchia, qual è la vostra azione nel territorio? È quella di educare alla legalità e far crescere, come diceva Don Bosco, degli ottimi cittadini e dei buoni cristiani. La vostra azione nel territorio è importante, quotidianamente vediamo continui arresti, operazioni antidroga. Ecco, in questo senso qual è il polso della situazione? Ecco, noi abbiamo risposto con estremo piacere a quella che è stata la richiesta di Don Mario per due ragioni principali. La prima perché questa è la nostra città e la seconda è perché questi sono i nostri ragazzi. Oggi avvieremo un dialogo, come diceva Don Mario, una comunicazione, un momento di confronto in cui necessariamente tutti dobbiamo capire quali sono i rischi che non sono necessariamente nell'immediato, ma sono anche nel futuro di questi giovani, sono anche nella chiusura di possibilità di trovare un lavoro o di avere una vita felice e serena. Sono dei rischi importanti che spesso i ragazzi confondono nel momento dell'euforia, confondono in momenti di eccitazione, pensando che si possa trattare di uno scherzo e che si possa smettere quando si vuole. Non si può smettere quando si vuole. Dietro un'operazione che voi fate quotidianamente c'è dietro un lavoro di intelligence notevole che spesso magari chi è a casa non è a conoscenza. Noi ci occupiamo principalmente di individuare i capi, di individuare i traffici, ma è importante sapere
che nelle nostre strade ci sono tantissime persone che sono dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e che non si pongono problemi a dare sostanze anche a minorenni, e per minorenni intendo dodicenni, tredicenni, bambini, quelli che noi coccoliamo tra le nostre braccia, sulle nostre gambe, e questi bambini sono totalmente inermi di fronte a questo problema gigantesco che sono le sostanze stupefacenti di qualunque genere esso siano. Quindi vuol dire che è un fenomeno che si va diffondendo anche nelle persone più giovani, nei ragazzi, e questo è veramente preoccupante. Sì, è un fenomeno che purtroppo si diffonde anche tra i più giovani e lo vediamo tutti i giorni, ma c'è tantissima attenzione da parte delle istituzioni e questo momento organizzato da Don Mario dimostra quanto la Chiesa, ma anche le famiglie, siano molto attente a questo problema e abbiano voglia di conoscere sempre di più per evitare e prevenire. E al via domani le giornate FAI tra Agrigento e Palma di Montechiaro. La 31esima edizione è presentata in conferenza stampa. Ciceroni, ancora una volta, gli studenti. Presidente, un ricco programma come tradizione del FAI per le prossime giornate di primavera, se brevemente ce lo illustra. Quest'anno tra le novità c'è il comune di Palma di Montechiaro. Sì, certamente, anche quest'anno ci siamo tanto impegnati per questa 31esima manifestazione a livello nazionale. Apriamo 9 beni, 8 sono all'interno di Agrigento e 1 a Palma Montechiaro perché siamo delegazione provinciale ed è un bene simbolo come il monastero delle Benedettine. Per Agrigento abbiamo scelto invece il centro storico, pensiamo che debba essere valorizzato anche perché abbiamo proposto il museo civico, comunque il museo di città, che appunto nasce nel centro storico e attraverso un sistema di immersioni ci fa conoscere 2600 anni di storia, e quindi abbiamo pensato a questo percorso che si chiama Mannalà, il quartiere degli stazionari, e arriva fino al barocco di Girgenti. E vi invitiamo, perché questa volta non vogliamo che si guardino i singoli beni, ma invitiamo a seguire tutto il percorso. Abbiamo parlato in questo caso di trekking urbano. Vi aspettiamo tutti sabato e domenica dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Il mondo delle scuole è rappresentato in maniera egregia per le giornate FAI? Sì, lo è, perché quest'anno siamo riusciti a portare in piazza veramente tutte le scuole superiori che operano nella città di Agrigento e in più la scuola di Palma. Ne approfitto per ringraziare i colleghi, i docenti e tutti gli alunni delle scuole superiori, a partire dal liceo classico Empedocle, liceo scientifico Leonardo, liceo scientifico delle scienze umane Politi, ma anche gli istituti superiori Fermi, Gallo, Sciascia e il liceo scientifico di Erna di Palma di Montechiaro. È molto bello perché saranno i ragazzi apprendisti ciceroni, come sappiamo è un ruolo molto importante per loro perché li avvicina già in maniera veramente viva alla scoperta del territorio. Sono loro che accompagneranno tutti i visitatori proprio nella possibilità di conoscere meglio o di conoscere anche per la prima volta i beni che sono stati prescelti in occasione di queste prossime giornate FAI di primavera. Anche Palma di Montechiaro presente a questa iniziativa per la prima volta? Sì, diciamo che è stata presente anche gli altri anni, oltre anche quest'anno sarà presente con molto piacere, onorati di far parte comunque di questa presentazione, di questo nuovo tour, e ritengo che ogni buona amministrazione, oltre che conservare il proprio patrimonio artistico e culturale, deve rendere fruibile il patrimonio e i monumenti a tutti coloro che vogliono conoscere. E Palma merita tanto, perché è ricca di tanta bellezza, di storia, di cultura, quindi non aspettiamo con ansia queste 2 giornate di primavera per far conoscere a tutti i visitatori i nostri monumenti. Faranno da Cicerone i ragazzi del liceo di Odierna, guidati dal professore Vaccaro e diretto sapientemente dalla dirigente Andalia Todaro. Domenica ci saranno le giornate FAI di primavera, un evento che ormai è rinomato, conosciuto nel mondo della cultura in tutta Italia. Agrigento quest'anno partecipa come sempre, parteciperà per esempio tra le attività c'è l'apertura straordinaria, anche se diciamo da qualche mese l'abbiamo resa ordinaria,
del Museo di Santo Spirito, del complesso di Santo Spirito, quindi un bene della città che è veramente un fiore all'occhiello per tanti visitatori, tanti turisti che si apprestano a visitarlo e a conoscerlo, unitamente al nostro centro storico. Io ne approfitto per ringraziare il FAI per l'attività di promozione, di consapevolezza del territorio, consapevolezza che Agrigento deve avere sempre di più, soprattutto di fronte all'appuntamento che abbiamo lunedì, giorno 27, delle audizioni di Agrigento Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025, a prescindere dal risultato comunque è già un successo, già essere tra le short list, tra le città diciamo finaliste è già un traguardo importante, quindi un contenitore di cultura, un contenitore di idee, un contenitore di eventi che potrebbe veramente far svoltare Agrigento, quindi tifate insieme a noi per Agrigento Capitale della Cultura, grazie al FAI per quello che fa e grazie a tutti coloro che si impegnano affinché questa città possa essere quello che veramente deve essere, quindi un polo attrattivo di cultura, di turismo, di tradizioni, una grande città Agrigento. Seminario dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento presieduto da Achille Furioso sul nuovo codice degli appalti. Arturo Cantella. Presidente, oggi qui presso l'Ordine degli Ingegneri un webinar ma anche un corso di presenza sul nuovo codice degli appalti anche in funzione delle nuove norme del PNRR. Sì, esattamente, oggi un altro importante incontro, il secondo sul tema del codice degli appalti, questa norma che sta per essere varata a giorni, dovrebbe entrare il 1° aprile in vigore anche secondo gli obiettivi e dettami del PNRR, il governo sta facendo tutto di corsa, gli ordini degli ingegneri a livello nazionale partecipano ai tavoli di confronto sulle criticità che sono emerse, ma gli ordini territoriali decidono di informare i propri iscritti sulle principali novità. E quale migliore partner per farlo del Sole 24 Ore con cui abbiamo stretto una collaborazione? Sarà presente un esperto del Sole 24 Ore, l'avvocato Sara Moretti, poi sarà presente Sandro Catta che è il nostro consigliere nazionale delegato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che partecipa ai tavoli di confronto per conto delle categorie professionali e che ha fatto emergere una serie di criticità per quanto riguarda per esempio l'appalto integrato, il subappalto dei servizi di ingegneria, quello dei lavori, il decreto compensi, che tra l'altro è stato oggetto di una norma parallela varata giusto ieri in Senato per quanto riguarda la garanzia dell'ecocompenso ai professionisti. Si parlerà della nuova figura del RUP, resta uguale l'acronimo ma cambia il contenuto perché si chiama responsabile unico del progetto, si parlerà dei progetti, delle gare di progettazione, delle caratteristiche, dei requisiti professionali e tecnici che devono avere i professionisti, tantissimi temi che verranno affrontati da illustrissimi relatori. Importante sottolineare che c'è appunto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che c'è il saluto previsto dell'assessore regionale, l'onorevole Alessandro Ricò, che è impegnato a recepire questa norma a livello regionale perché tante sono le novità che il legislatore ha dovuto mettere in campo anche per essere in linea col PNRR, per esempio la relazione di sostenibilità ambientale, il DNSH, Don't Significant Harm, veramente tantissime novità che oggi potremo discutere con attori, protagonisti del settore. La continua evoluzione delle norme, come diceva lei, dà la necessità di un continuo aggiornamento per i professionisti per poter fare il lavoro sempre in aggiornamento con le norme. Assolutamente sì, e noi siamo pronti già da tempo, pensiamo che già nel luglio scorso abbiamo coinvolto sia le amministrazioni locali che i professionisti sul tema della digitalizzazione, che è uno dei fattori portanti di questo codice degli appalti, la transizione al BIM. Noi abbiamo avvisato le amministrazioni pubbliche e gli enti locali che bisogna essere preparati perché già dal 2025 oltre 1 milione di euro non sarà possibile per nessuna amministrazione poter gestire né progettare le opere pubbliche, perché la digitalizzazione è uno dei passaggi fondamentali che il legislatore ha voluto mettere in campo in questa occasione, già pensata da prima, così come tutto il fascicolo dell'opera che viene ulteriormente implementato. La digitalizzazione è la parola d'ordine, sicuramente uno dei fattori importanti che il legislatore ha voluto mettere in campo anche per velocizzare e snellire le pratiche. Ci saranno conferenze semplificate per l'approvazione dei progetti di fattibilità economica e finanziaria.
che diventa ancora più importante, visto che i livelli di progettazione da 3 passano a 2, viene eliminato il progetto definitivo, ed ecco che è importante che il legislatore riporti la centralità del progetto a base di tutto il settore, perché se non c'è un buon progetto alla base di un'opera, l'opera non si farà e non si compierà mai, perché si apriranno a contenziosi, a controversie, a errori di realizzazione che in passato ci hanno fatto assistere a cattedrali nel deserto o peggio ancora opere incompiute. Ecco perché noi professionisti ci stiamo battendo affinché la formazione professionale e una normativa adeguata metta in condizione il nostro territorio e la collettività di portare ottimi risultati per il prosieguo e anche per lo sviluppo che il PNRR ci sta imponendo di svolgere. Presidente, questo è il primo di 2 appuntamenti, ce ne sarà un altro la prossima settimana. Sì, il prossimo è ancora, diciamo, è pronto e si svolgerà sempre qui alla sede dell'Ordine ed è fatto in sinergia con l'AIPIN e il SIEP, 2 importantissimi organi che promuovono l'ingegneria naturalistica, lo sviluppo delle tecnologie ambientali, che sono tra l'altro obbligo di norma per tutte le opere e i lavori del PNRR. E come dicevamo, il DNSH, il Don't Significant Harm, è proprio uno dei principi su cui bisogna basare le opere nell'ambito del PNRR, il rispetto dei criteri minimi ambientali, il rispetto delle linee guida del MEF e del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. Sono tutti argomenti che verranno trattati ad una tavola rotonda qui all'Ordine del Agrigento con tutti i presidenti degli ordini professionali della rete professionale tecnica, con il sindaco, con l'amministrazione di Favara, con l'Università di Palermo, con tantissimi veramente soggetti e stakeholder che sono parte attiva nell'attività che deve portare il nostro territorio a questo colpo di reni a favore dello sviluppo. Audizione della Commissione Ministeriale a Roma sulla candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. Vediamo. Su Agrigento, capitale della cultura candidata per l'anno 2025, interviene anche l'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, in vista appunto dell'audizione dei 10 progetti finalisti alla selezione della capitale italiana della cultura, prevista per giorno 27, come già detto. Agrigento, afferma l'assessore Scarpinato, ha tutte le caratteristiche per diventare capitale italiana della cultura per il 2025, città che vanta un'importante tradizione culturale e artistica e straordinarie bellezze, a cominciare dalla Valle dei Templi, dichiarata patrimonio dell'umanità a partire dal 1997. Auspichiamo, afferma l'assessore Scarpinato, che il 31 marzo il Ministero della Cultura possa attribuirle il prestigioso titolo che contribuirebbe a dare un ulteriore impulso anche da un punto di vista della crescita turistica ed economica, non soltanto all'intero territorio agrigentino, ma alla Sicilia tutta. Agrigento, ricordiamo, afferma l'assessore, è l'unica città della Sicilia in lizza. La designazione la porrebbe al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. In caso di designazione, il governo regionale farà la sua parte per sostenere le attività previste nel progetto. Oggi al Polo Universitario di Agrigento presentata l'offerta formativa per il nuovo anno accademico. Oggi un momento importante, la presentazione dei corsi del Polo Universitario di Palermo, sezione distaccata di Agrigento, in collaborazione con il Consorzio Universitario. Oggi è un giorno importante per il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, perché accogliamo come ogni anno tutti gli studenti della provincia, degli istituti secondari, dei licei, per proporre loro la nostra variegata offerta formativa, che, ricordo, riguarda lingue e letterature, studi interculturali, servizio sociale, economia e amministrazione aziendale, scienze delle attività motorie, scienze dell'educazione, architettura e progetto nel costruito, infermieristica e scienze della formazione primaria. Noi presentiamo i corsi di laurea, prospettiamo agli studenti i corsi di studio con gli sbocchi professionali conseguenti e quindi diamo questo tipo di orientamento. Però c'è di più, noi vogliamo dare agli studenti che si apprestano a completare i loro studi scolastici
una possibilità di riflettere sul proprio futuro. Siccome io credo che ci sia veramente a quell'età molta difficoltà nel prendere delle decisioni che poi saranno strategiche per la propria vita, credo che sia importante che noi orientiamo questi studenti, cerchiamo di far capire loro quali sono le loro attitudini, le loro passioni per studiare al meglio. Quindi vogliamo dare questo senso alla giornata che per noi è molto importante. Però unitamente a questo voglio dire che il polo universitario di Agrigento si sta sviluppando, sta crescendo, si aprirà la nuova sede di Via Atenea entro l'anno e stiamo pensando a nuovi locali. Unitamente a questo sviluppo logistico delle strutture pensiamo anche ad ampliare così la nostra offerta formativa. E per il futuro stiamo pensando con il nostro rettore ad aprire nuovi corsi di laurea che riguardino il settore agroalimentare, per esempio il turismo, la comunicazione e anche il teatro. Quindi vogliamo che l'Università di Agrigento si rafforzi e che gli studenti possano compiere qui i loro studi con grande consapevolezza e qualità. C'è stato un aumento delle iscrizioni? C'è stato già un aumento delle iscrizioni. Siamo circa a 1 migliaio ed è qualcosa che poi ci fa pensare a un risultato rispetto a tanto lavoro che stiamo compiendo. Erano circa 450-500 gli iscritti quando mi sono insediato, ma adesso grazie anche al fatto che siamo usciti fuori dalla pandemia, che diciamo, questo polo si sta sviluppando e sta dando veramente segni di grande vitalità, abbiamo avuto questo risultato e questa risposta che mi auguro cresca ancora di più. Sì, oggi siamo lieti di essere qui, di partecipare a questo Open Day per tutta la provincia di Agrigento. Noi presentiamo il corso di architettura e progetto nel costruito che ha sede a Villa Genualdi e che forma giovani architetti junior che possono iscriversi indifferentemente all'albo professionale degli architetti e degli ingegneri. È una grande scommessa a cui noi crediamo molto, ma siamo già al 3° anno di corso, quindi a luglio festeggeremo i primi laureati. Il nostro patrimonio, il nostro territorio, il territorio di Agrigento ha bisogno di professionisti competenti, moderni e innovativi per contrastare le sfide che questo periodo storico ci sta mettendo davanti, che sono appunto quelli della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio culturale. Un tema che nella provincia di Agrigento è al top, perché diciamo, naturalmente è una provincia così ricca di patrimonio naturale, paesaggistico, e quindi diciamo, siamo nel posto giusto e speriamo di essere le persone giuste. Nuova giunta comunale a Cammarata. Oggi il giuramento. Si tratta di Patrizia Lo Scrudato e Maria Concetta Manciapane. Riconfermati Alfonso Di Piazza e Vincenzo Russotto. Prosegue l'iter per istituire in Sicilia lo psicologo di base in ogni distretto sanitario con almeno 2 professionisti. Che la figura dello psicologo sia necessaria lo sostengono in molti, ecco perché l'ordine con la presidente Gaetana D'Agostino è fiducioso e rimane in attesa che da parte della politica possa arrivare quanto prima l'ok. La presidente D'Agostino, che ha incontrato i componenti della 6ª commissione all'ARS, dice di avere trovato una totale apertura per l'istituzione dello psicologo di base anche nella nostra regione. Domenica a Castrofilippo, cerimonia di commemorazione per i caduti castrofilippesi nella campagna di Russia. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Badalamenti. Alle 9:30 nel viale Bonfiglio l'arrivo della fanfara dei bersaglieri di Caltanissetta. Alle 10 un corteo si muoverà dalla via Regina Elena fino alla chiesa del Rosario per una messa. A conclusione della cerimonia verrà deposta una corona al monumento dei caduti con l'esibizione della fanfara. I deputati regionali Abbate e Pace hanno presentato una interrogazione al presidente della regione Renato Schifani sul destino della società Italcali.
Il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace, e il deputato regionale Ignazio Abate chiedono al Presidente della Regione, all'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, un bando pubblico che consenta all'ente aggiudicatario una programmazione a lungo termine per una più efficiente gestione delle attività produttive di sale e per offrire necessarie garanzie occupazionali. Gli onorevoli Pace e Abate lo hanno fatto presentando un'interrogazione con risposta urgente. I due deputati regionali rilevano che la società Italcali, che gestisce 4 siti minerari produttivi in provincia di Palermo, a Petralia, in provincia di Agrigento, a Realmonte, a Racalmuto e Porto Empedocle, il 30 dicembre del 2022 è stata accordata loro una proroga della concessione mineraria di Salgemma di 1 anno, ma la proroga non sarebbe ritenuta utile al fine della redazione di un piano industriale, in quanto l'attività estrattiva e la valorizzazione della risorsa mineraria non possono essere legate a una programmazione così breve. Gli onorevoli Pace e Abate, nel rilevare che il marchio Sale di Sicilia è il sale iodato più venduto in Italia e che il prodotto Sale di Sicilia contraddistingue anche il sale alimentare naturale in sacchi destinato agli usi produttivi. Sulla scorta di queste considerazioni che l'onorevole Pace e Abate chiedono pertanto quali siano i motivi che hanno condotto l'assessorato a rilasciare una proroga per un lasso di tempo limitato pari a 1 anno e quali siano i tempi previsti per l'emanazione di un bando pubblico che consenta all'ente aggiudicatario una programmazione a lungo termine per una più efficiente gestione dell'attività produttiva di Salgemma e per offrire le garanzie occupazionali più idonee al mondo lavorativo che ruota intorno alla predetta produzione. Tappa ad Agrigento per Cateno De Luca sulle prossime elezioni amministrative. È stata l'occasione per nominare Giuseppe Di Rosa coordinatore provinciale di Sud Chiama Nord. Arturo Cantella. Ha fatto tappa ad Agrigento il tour di Sud Chiama Nord in vista delle prossime amministrative del 28 e 29 maggio. Sud Chiama Nord è un partito nuovissimo, nato da pochissimo, ma che in soli pochi mesi è riuscito a far eleggere 8 parlamentari regionali e 2 deputati nazionali. Un partito, a detto del leader Cateno De Luca, che parte dal basso. Parliamo di uomini e donne libere che hanno creduto nel progetto. Il candidato alla regione De Luca e il risultato che abbiamo ottenuto è stato comunque un successo perché ci ha visto i primi tra i partiti in tutta la Sicilia. La strada è stata tracciata, adesso non resta che ripercorrerla insieme. Saranno 14 comuni impegnati nella provincia di Agrigento in questa tornata elettorale, cui Nord Chiama Sud sarà presente, senza ovviamente trascurare le provinciali e le europee che ci attenderanno il prossimo anno, ha affermato De Luca. A coordinare le interlocuzioni nel territorio agrigentino, come annunciato dallo stesso leader di Nord Chiama Sud, Cateno De Luca, sarà Giuseppe Di Rosa. Non potevo dire no a Cateno, ha affermato Di Rosa. Non mi aspettavo che mi investisse nel ruolo di coordinatore provinciale. Onorevole, si voterà ad Agrigento in 14 comuni, tra cui un comune abbastanza grosso che è Licata. Ci vuole anticipare qualcosa sulla vostra linea politica? Andrete con altri, correrete da soli, presenterete delle liste, insomma qualcosa di fattivo in merito? Noi stiamo lavorando dove ci sono le condizioni per delle nostre proposte. Sto venendo in questo momento proprio da Castrofilippo, dove abbiamo il nostro candidato, la nostra candidata, e con una lista proprio Sud Chiama Nord. Come in altre realtà stiamo inserendo dei candidati in delle liste civiche. Sull'Icata c'è un discorso in atto che naturalmente ci porta ad inserirsi in un contesto nel quale si individuerà un candidato sindaco proprio nelle prossime ore, proprio per affermare anche all'Icata una nostra posizione di rinnovamento. Ovviamente noi siamo sintonizzati con le proposte che ci mettono a nostro agio, cui non ci troverete mai nella compagine complessiva del centrodestra, per esempio, ma potremo anche vederci alleati con un pezzo di centrodestra dove questo va spaccato. Noi abbiamo una coerenza che abbiamo
proposto già durante le elezioni regionali, alle quali non rinunciamo, e di conseguenza le nostre prese di posizione già nelle città capoluogo stanno dando un segno chiaro di coerenza, ma soprattutto anche di elementi di novità per creare nuova classe dirigente. Onorevole, un breve bilancio di questi mesi alla Regione Siciliana. La vostra presenza si è caratterizzata in diversi punti, in diversi settori. Diciamo che Schifani non c'è, la maggioranza non si è vista e noi dall'opposizione siamo riusciti realmente a fare una legge di stabilità. Abbiamo consentito a questo governo di farla in tempi record, perché l'assessore Falcone ha deciso di cambiare Viagra, ha usato il Viagra De Luca e quindi l'ansia di prestazione da questo punto di vista ha portato a un risultato. Ed è la prima volta dopo anni che si ha una legge di stabilità quasi nei tempi previsti dalla legge. Ovviamente abbiamo sfidato Falcone e il Presidente Schifani a portare questa volta il bilancio e legge di stabilità del 2024 entro ottobre del 2023. Saremo pronti anche lì ad accettare la sfida e naturalmente a renderla con un senso anche e con una strategia, cosa che prima non c'era, e grazie al lavoro che abbiamo fatto dall'opposizione questo quantomeno si è avuto. Cosa ne pensa di questa proposta del Presidente dell'Ars del test antidroga? Guardate, nessun problema, tutto va bene per poter dare l'esempio ai cittadini e ovviamente anche questo può diventare un elemento quantomeno per dire ai giovani non vi fate del male con le vostre mani. Come mai Peppe Di Rosa è qua al suo tavolo? Ma noi abbiamo mancato il seggio ad Agrigento per una manciata di voti e abbiamo bisogno di rafforzare il coordinamento e anche quelle che sono le nostre posizioni sul territorio. Ho chiesto a Peppe attraverso Ismaele di coordinarci questa competizione elettorale e ovviamente di proseguire con noi un lavoro importante. Abbiamo bisogno di gente di esperienza e soprattutto di gente che, al di là di quelle che sono state le esperienze politiche, oggi si faccia carico di questa strategia di rinnovamento che è rappresentata da Sud Chiama Nord. Giorni fa mi ha chiamato Cateno De Luca, mi ha proposto una questione più che altro organizzativa. Sono il riferimento per la provincia di Agrigento, prendo il posto di Ismaele Lavardera, deputato regionale. Ho già dato segno di essere già sul campo, abbiamo già un candidato sindaco in quel di Castrofilippo, una ragazza, l'avvocato Dainotto. Stiamo andando adesso a Licata perché abbiamo interlocuzioni, stiamo muovendoci su Mempi, ci stiamo muovendo su Ravanusa, su Ioppolo, ci stiamo muovendo. Sono 14 comuni che vanno al voto, coordineremo immediatamente la nascita e possibilmente i nostri candidati e nel frattempo abbiamo iniziato, promuoveremo l'iscrizione ai nostri circoli, c'è il 2 per 1000, c'è tanta carne al fuoco che a breve mostreremo con una nuova sede, un coordinamento, cercheremo subito di dare modo alla gente di capire che Sud Chiama Nord è sul territorio. Cosa l'ha spinta a questa decisione di rientrare in politica? Ma guardo Cateno De Luca da un po' di anni, da quando era sindaco di Messina, ci siamo conosciuti, lui mi aveva già quasi convinto a candidarmi alle regionali, ho evitato io perché non me la sentivo ancora di fare altro. Oggi invece mi chiama a Palermo, mi propone una questione organizzativa. Organizzerò il partito, il movimento in provincia, hanno riconosciuto in me delle doti che io stesso so di avere, ma non pensavo se ne fossero accorti gli altri. Con questo incarico lascerà il Codacons? Assolutamente no, non è incompatibile, io sono sempre al servizio della città, rimango al servizio della città, nessuno mi può dire di non fare quello che sto facendo, lo sto facendo dedicando tanto tempo del mio tempo senza un rimborso. Io sono uno che fa tutto quello che sto facendo, lo sto facendo a spese mie. Questo può anticipare una sua eventuale candidatura a sindaco di Agrigento? Ma il movimento di Cateno punta tantissimo alla candidatura di uomini che vengano dalla base. Se gli agrigentini mi faranno capire che sono cresciuti e che accetteranno il vero cambiamento che potrei essere io, e lo sventolo già da anni, potrei veramente scendere in campo, però poi ancora è prematuro. Certo è che questa amministrazione sta dimostrando di
purtroppo non essere al passo con i tempi ed essere tornata a 40 anni fa, quando le cose si facevano nei sottoborghi, come la carboneria. Adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Reddito di cittadinanza, protestano a Palermo i percettori. Quindi per esempio, che ne so, due cinquantenni che non trovano lavoro tipo da 4 anni, come devono fare a campare poi con 375 euro al mese? Con il direttore generale del lavoro, insomma, mi hanno appena contattato per dirmi questo, quindi stanno sollecitando l'incontro. A breve ci dovrebbe essere, quindi spero per massimo le 11:30, vediamo insomma di avere questo incontro. Dopodiché insomma quello che chiediamo noi è sempre la stessa cosa, ovviamente lavoro per tutti, lavoro per tutti i siciliani, soprattutto i disoccupati che già da luglio perderanno il sussidio, perderanno il reddito di cittadinanza. Scandaloso, da settembre praticamente chi percepisce adesso 500 euro al mese, da settembre percepirà soltanto 375 euro al mese. Parlo di quei nuclei familiari in cui ci sono soltanto persone occupabili, quindi per esempio un cinquantenne, un 55enne che non riesce a trovare lavoro da oltre 3 mesi, da settembre in poi avrà soltanto 375 euro al mese. Ma se oggi con 500 euro non riesce ad arrivare nemmeno al 10 del mese, figuriamoci con 375 euro cosa deve fare. Poi la cosa assurda è che queste regole le mette chi guadagna più di 400-500 euro al giorno, cioè vuole che chi invece non lavora possa guadagnare, possa campare soltanto con 375 euro. Voi chiedete anche un lavoro per tutti questi, diciamo, percettori in questo momento che negli anni e soprattutto hanno chiesto qualcosa di concreto. Sì, principalmente chiediamo questo. Considerate che in Sicilia ci sono addirittura 160.000 persone disoccupate e quindi non hanno nessun lavoro. Se ci colleghiamo nella piattaforma per esempio della regione siciliana, vediamo che ci sono soltanto 300 offerte di lavoro contro 160.000 percettori che perderanno il sussidio già a partire da luglio. Le proteste andranno avanti? Sì, andranno avanti finché questo governo non tornerà sui suoi passi, finché non rivedrà questa misura che è veramente come fare un'elemosina ai cittadini. È peggiorata, ma la cosa proprio più scandalosa è che noi addirittura anche in Sicilia siamo stati ricevuti io personalmente dal presidente Schifani, dove addirittura ha allargato le braccia di noi, avevamo fatto una proposta dicendo di intanto dare un segnale ai percettori di cittadinanza e alla città di Palermo con l'apertura di 2 cooperative sociali. Ci ha risposto che non c'erano fondi e che dovevano regolarizzare ancora i PIP, e poi ci siamo ritrovati dopo 2 settimane che tutti i deputati regionali si sono aumentati lo stipendio di 900 euro. Questo è uno sciacallaggio nei confronti dei poveri siciliani, della povera gente, tutti i percettori che ora rischieranno di starsene in mezzo alla strada e che con 375 euro al mese, che voglio precisare questa cifra per il nuovo sussidio MIA che prevede addirittura un blocco anche di un anno dopo un anno di sussidio di 365 euro al mese. Quindi la cosa ancora più grave è che queste persone avranno molte difficoltà. Qui si rischia addirittura una bomba sociale dove la gente addirittura rischierà intanto andare al lavoro nero e favorire il lavoro nero e nello stesso tempo tanta gente andrà a delinquere, perché giustamente chi non ha titoli di studio, chi giustamente già ha difficoltà a mandare avanti una famiglia non si ritroverà con un pugno di mosche nelle mani, anche perché voglio precisare che questa è proprio un'elemosina di Stato che sta dando a tutti questi percettori il governo Meloni. Quindi noi chiediamo e non ci fermeremo fino a quando il governo Meloni, intanto noi lottiamo per farla andare a casa, perché questo governo non ci rappresenta e questo governo sta facendo la guerra ai poveri, mettendoli uno contro l'altro, e noi questa cosa non ci stiamo. Ha detto bene lei, io ho 57 anni e secondo il governo Meloni, secondo la mentalità di questo governo, io sarei occupabile, cioè mi ritroverò praticamente con la carta mia ad avere una decurtazione del reddito del 25%, per cui io e mia moglie prendiamo oggi 700 euro, con la decurtazione andremo a 525 euro. Io gli voglio dire questo alla signora Meloni e al suo governo che rappresenta l'Italia, purtroppo. Come si fa a vivere con 525 euro al mese? A 57 anni ho chiesto il lavoro e non me lo dà nessuno perché sono troppo vecchio per loro, ma come ha detto anche bene lei, sono anche troppo giovane per andare in pensione, quindi cosa devo fare non lo so. È una cosa assurda quello che sta facendo il governo Meloni. Ci sono dei lavori ferroviari sulla linea Catania-Messina, vediamo di che si tratta. Via. Cantieri.
Avviati i lavori della tratta Taormina-Fiumefreddo sulla Catania-Messina, parte integrante della nuova potenziata linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina. Presentato anche il nuovo infopoint dedicato agli investimenti ferroviari in Sicilia di RFI e Italfer, società del polo infrastrutturale del gruppo FS, allestito nell'atrio di Palazzo Zanca a Messina. La tratta Taormina-Fiumefreddo rientra nel progetto di raddoppio, velocizzazione e potenziamento tecnologico della Giampilieri-Fiumefreddo, tra i più impegnativi dell'itinerario della Catania-Messina, che prevede la realizzazione di 43 km di un nuovo doppio binario, di cui circa 37 km in sotterranea e in variante rispetto all'attuale linea. Gli interventi consentiranno di incrementare il traffico merci e migliorare la mobilità dei viaggiatori siciliani, riducendo di 30 minuti i tempi di viaggio tra Messina e Catania e ponendo le condizioni per sviluppare un servizio di tipo metropolitano. I lavori sono stati affidati da RFI al raggruppamento temporaneo di imprese che vede WeBuild come capofila e Pizzarotti, il tutto sotto la direzione lavori di Italfer. Oggi sono opere vere, soldi veri, a lavori ultimati, si viaggerà più veloce e più in sicurezza fra Palermo, Catania e Messina. Sono 11 miliardi sulla rete ferroviaria più veloce e più sicura, sono altri miliardi sulla rete autostradale, sulla A19 per riavviare cantieri fermi da troppo tempo, stiamo investendo su dighe, porti e aeroporti siciliani. È chiaro che se tu investi su treni più veloci e moderni in Sicilia e in Calabria, occorre che la Sicilia sia finalmente, dopo decenni di chiacchiere, unita al resto d'Italia e al resto d'Europa, con un ponte che sarà un gioiello di risparmio ambientale, risparmio di tempo e ingegneria italiana nel mondo. Quando noi veniamo in territori dove andiamo a costruire delle opere, io dico sempre andiamo in casa di chi ci ospita e di chi ci vede lavorare. Dobbiamo dare conto di quello che stiamo facendo, dei tempi, di dove sta l'opera, e quindi un sito che ti dia la possibilità di interagire attraverso una semplice digitalizzazione per capire dove siamo, credo che sia molto utile per avvicinare anche le grandi opere e renderle trasparenti. La Sicilia ha un ritardo che purtroppo è superiore rispetto a quello della media delle infrastrutture italiane, che, lo ricordo, comunque hanno un'età che viaggia intorno ai 60 anni, quindi è chiaro che il Paese ha un gap da recuperare rispetto a opere fatte ormai decenni e decenni fa. Per quanto riguarda la Sicilia, noi abbiamo sviluppato un piano decennale che tiene conto dei fondi stanziati dal PNRR, dai vari contratti di programma, che prevede complessivamente per l'isola nei prossimi 10 anni 21 miliardi di euro di investimenti. Solo 11 sono relativi a quello che vedevamo oggi, cioè al collegamento tra Messina, Catania, Palermo. Credo che sia un'opera molto importante perché nei fatti consente di far viaggiare i treni a 200 km/h come punta massima, quindi la definirei alta capacità, ma ti consente anche di collegare dei centri, delle città importanti come Enna, come Caltanissetta, e rende tutto più fluido, perché complessivamente se uno arriva a Messina per andare a Palermo attraverso questa strada, oggi ci mette 1 ora e un quarto, più 3 ore sono 4 ore e un quarto. Perché non si è scelto una... È una notizia curiosa, la Sicilia si riscopre purtroppo una regione dove si legge poco. Oggi a prendere tè a scuola c'è nonna Matilde, è lei che l'accompagnerà a lezione di judo. Ciao vicina mia, l'abbraccia la nonna fuori dalla scuola. All'estremità ci siamo noi, una Sicilia, la nostra, che non legge, o meglio pecca di buoni lettori. Le biblioteche pubbliche sono rare, poveri i libri, ignorati anche i testi per i ragazzi. A denunciarlo è il vicepresidente del centro Pio La Torre Franco Garufi in una dettagliata analisi pubblicata su A Sud d'Europa. Tutte le regioni con l'incidenza più bassa di lettori abituali tra bambini e ragazzi si troverebbero infatti nel mezzogiorno, spiega lo stesso Garufi, fanalino di coda è la Sicilia, dove legge appena il 33,8% dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Nonna Matilde e nonno Vasco sono i genitori del papà di Tea. Abitano un po' fuori città e hanno una casa con un grande giardino e un po' di orto. Seguono la Calabria con il 35,9%, la Campania dove i lettori della fascia di età considerata si attestano al 38,2%, Molise, Puglia, Basilicata dove superano di poco il 40%, una gravissima condizione di povertà educativa che colpisce un periodo della vita decisivo per i processi formativi
creativi e lo sviluppo delle personalità, spiega ancora. In Sicilia, su 274 biblioteche pubbliche o private censite, appena 34 dichiarano di essere dedicate a bambini e ragazzi, il 12,5% a fronte del 27,3% in Molise, del 18,1% in Umbria, del 18% nelle Marche, del 16,7% in Basilicata e 15% in Puglia, dati che rappresentano la punta dell'iceberg di una arretratezza generale. Uffa nonna, ma io mi annoio, a casa tua non c'è niente da fare. Sbotta Tea a bocca spalancata. Su 391 comuni siciliani, solo 273 sono dotati, infatti, di una biblioteca, ma solo 30 ne hanno più di una. Le biblioteche sono ben 34 a Palermo, che è l'unico capoluogo a possederne, una dedicata anche ai minori, 14 a Catania, 10 a Messina, 12 a Siracusa, 5 ad Agrigento, 4 a Trapani, 3 a Caltanissetta, appena 2 per ciascuna ad Enna e Ragusa. Queste ultime sono superate da città non capoluogo, ma di grande tradizione culturale come Acireale, ma anche Caltagirone con 4 biblioteche, ma anche da centri come Barcellona Pozzo di Gotto, Cefalù, Monreale e Mezzoiuso, che ne annoverano 3, solo 20 comuni siciliani, poco più del 5% del totale, possono vantare più di una biblioteca, tra essi Erice, sede di istituzioni scientifiche di livello internazionale, Comiso, luogo di nascita di Gesualdo Bufalino, che sosteneva che per sconfiggere la mafia ci sarebbe voluto in Sicilia un esercito di maestri. Guarda che non esistono solo TV e computer per passare il tempo. Vai in giardino, guardati intorno e scoprirai molte cose interessanti da vedere e da fare. Meraviglia poi che non esistano centri di lettura specificamente dedicati alle minoranze linguistiche, neanche a Piana degli Albanesi, che pure rappresenta il più importante insediamento albanofono presente nell'Italia meridionale. Ci sono perciò tutte le ragioni per ritenere che la nostra isola faccia assai meno del dovuto per affrontare il rilevante e sempre più vasto problema della povertà educativa dei giovani, continua ancora Garuffi. La carenza risalta con enorme evidenza se si guarda alle percentuali di biblioteche che hanno attivato progetti di inclusione rivolti a persone in povertà. Appena l'11,7% in Sicilia, a fronte di una media nazionale del 12,4% che però si impenna fino al 28,1% in Puglia e al 19,3% in Calabria. Tea fa un gran sorriso e poi dice: ma no, mi sono divertita un sacco! Siamo giunti allo sport calcio, domenica 2 aprile, dopo la pausa il Licata torna in campo. Ascoltiamo l'allenatore. Mister, è arrivata la pausa, è una pausa salutare per voi, va bene così? Sì, direi che in questo momento ci vuole una pausa anche perché ultimamente i risultati non stanno arrivando, con le vittorie da 5 giornate che non arriva, per cui staccare un po' la spina e riprenderci per via anche della stanchezza che abbiamo, della fatica che abbiamo fatto, perché in maggior parte hanno giocato sempre gli stessi. È una pausa che sicuramente ci farà bene per riprendere poi la prossima settimana e concentrarci e lavorare bene per la partita con la Sanca Valdese. Si riprende lunedì prossimo con l'organico al completo? Sì, siamo tutti la prossima settimana, non manca nessuno, abbiamo recuperato anche Mudasilo per la squalifica, infortuni non ce ne sono più, ringraziando il Dio, per cui affronteremo la settimana a pieno regime con tutti gli effettivi. Sprint finale, ultima fase di campionato, il Licata vuole rimanere tra le prime 6, vuole puntare ai playoff? Ma noi già siamo soddisfatti per quello che abbiamo raggiunto e per quello che abbiamo fatto in questa stagione, arrivare all'obiettivo prefissato che era quello della salvezza, e ci siamo arrivati con largo anticipo. Chiaramente ci troviamo in una posizione di classifica dove siamo a un punto dalla zona playoff
dal quinto posto, a 2 punti dal quarto, e quando ti trovi là devi cercare di fare il massimo per cercare di andarci dentro e gratificare tutto quello che abbiamo fatto in questa stagione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, però se non dovessimo arrivarci abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati e abbiamo fatto bene, direi. Il campionato intanto ha espresso il suo primo verdetto, era scritto, si sapeva, il Catania secondo pronostico era scontato, con grande anticipo, era scontato perché ha una piazza importantissima, giocatori di livello, una rosa costruita proprio per stravincere, lo ha stravinto il campionato con merito, anche perché il budget del Catania è stato molto molto superiore a tutte le altre squadre e non ha avuto concorrenti che lo potessero mettere in difficoltà. Ha vinto con merito, bravi, e complimenti al Catania. Che finale di campionato ti aspetti? Noi dobbiamo fare il massimo da qui alla fine, come ho detto prima, cercare di lottare per quel quinto posto, entrare nei primi 5. Noi ce la metteremo tutta, i ragazzi hanno questa voglia e questo desiderio di lottare fino alla fine, speriamo di riuscirci. E domani l'Acragas Futsal ad Alcamo per il big match di C2. Ci sono le interviste. Eccoci con Alessandro Cillari. Sabato 25 marzo il big match ad Alcamo, in palio punti per la promozione. L'Acragas Futsal è pronta alla sfida? Innanzitutto buonasera, sì, è pronta alla sfida, l'abbiamo preparata bene durante questa settimana, sarà una sfida molto importante dato che giochiamo una partita fondamentale anche per il nostro campionato e per il nostro cammino e spero vada bene. Che gara ti aspetti? Una gara molto combattuta, sicuramente ci faranno la guerra, dato che anche loro si giocano il primo posto vedendo le altre partite del nostro girone, ma noi siamo pronti a tutto questo. Finora che stagione è stata quella dell'Acragas Futsal? Ma una stagione altalenante dove abbiamo alternato risultati molto positivi anche a pareggi e a sconfitte che onestamente non ci aspettavamo. Però tutto sommato siamo giovani, siamo forti e abbiamo un bel progetto. Eccoci con Francesco Ciccio Daino, capitano, portiere dell'Acragas Futsal. Si va ad Alcamo per una gara che promette tante emozioni, in palio punti per la promozione. Siete pronti a questa partita, a questa battaglia calcistica? Ci stiamo preparando, anche perché sappiamo tutti che partita ci aspetta. Andiamo in casa della capolista, sicuramente loro vorranno fare bene per cercare quantomeno di chiudere il discorso promozione. E noi non ci stiamo, perché sabato abbiamo recuperato 3 punti importantissimi, ora siamo a 4 punti, quindi andremo ad Alcamo per vincere, è normale. Cioè, è inutile nascondersi dietro un dito, ma sabato, se saranno più bravi, vinceranno loro, per carità. Però, come abbiamo parlato con i ragazzi, sabato andiamo ad Alcamo per andare a vincere. È il momento più importante della stagione? La trasferta di Alcamo? Sì, sì. È il crocevia della stagione, sì. Ma non solo per noi, ma anche per altre squadre, perché siamo tutti racchiuse in 4 punti. Ci sono 3-4 squadre racchiuse in 4 punti, quindi dalla partita di sabato si potranno aprire scenari impensabili all'inizio del campionato, perché la seconda, che eravamo noi, eravamo già a 8 punti dall'Alcamo, quindi si sono un po' complicate la vita, non so cosa gli sia successo, magari squalifiche, infortuni, non lo so, però dico, siamo lì e quindi tutte le altre squadre cercheranno di rosicchiare gli ultimi punti che mancano. Eccoci con Enzo Cillari, presidente dell'Acragas Futsal. Sabato l'Acragas Futsal sarà in trasferta contro l'Alcamo, in palio punti per la promozione. Come la vedi questa partita, le tue sensazioni, le tue emozioni quali sono prima di questo match? Sicuramente è una partita importante, ci giochiamo una stagione, loro sono abbastanza tosti, noi all'andata abbiamo vinto contro di loro, ma non significa niente, ogni partita ha la sua storia, loro ci aspetteranno agguerriti perché sanno che rischiano di
anche loro di retrocedere di qualche punto, e hanno alle spalle anche il Bagheria, c'è il Marsala, quindi siamo un po' tutti lì. Le ultime 3 partite saranno importanti sia per noi che per... Hai incontrato la squadra, i giocatori, cosa hai detto? La squadra li abbiamo incontrati, li abbiamo caricati, loro sono abbastanza in forma perché fortunatamente abbiamo soltanto un infortunato e poi uno squalificato, per il resto sono tutti disponibili e quindi abbiamo la squadra in piena forma. E poi loro sanno benissimo che sono delle partite importanti, quindi quando noi chiediamo qualcosa loro si impegnano maggiormente. Al di là della gara contro l'Alcamo, che stagione è stata finora quella dell'Agragas Futsal? Che giudizio possiamo dare, che voto possiamo dare? Sicuramente 9, una stagione molto positiva. Abbiamo fatto 9 vittorie consecutive, abbiamo avuto delle partite magari pareggiate all'ultimo minuto o perso magari con un po' sottotono, però posso dire che i ragazzi sono impegnati, abbiamo fatto un gran campionato. Onestamente non mi posso lamentare. Ed era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.